Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi in lieve anticipo per questioni banalmente logistiche, ma siamo felicissimi di avere con noi il direttore del Riformista Claudio Velardi, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Eccoci, ci sono Giovanni, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Allora io introduco, diciamo, la ratio della nostra chiacchierata di oggi, almeno dal mio punto di vista. Ci tenevo molto a parlare con te perché sul Riformista da una decina di giorni state conducendo, diciamo, una formidabile opera di contronarrazione che mutatis mutandis, partendo da un punto di vista politico-culturale diverso, tentiamo di fare anche qui nel nostro piccolo, a proposito del Medio Oriente e del conflitto tra Israele e Hamas, che incredibilmente viene letto, diciamo, dalla versione mainstream con una chiave sola, per cui il cattivo è l'ebreo. Tra l'altro una chiave che in Europa e soprattutto in Italia dovremmo, come dire, rifugire al massimo grado, a mio modesto giudizio. Ma partirei con te dalla notizia su cui voi giustamente avete fatto la prima pagina di stamattina, col titolo Pace per Gaza, chi la firma e chi la ferma. Ecco, diamo un nome ai soggetti, soprattutto chi è il soggetto che la ferma, perché a me sembra che ci sia una costante a questo proposito. No, ma certo che sì, ma i terroristi di Hamas, e sottolineo il primo termine perché questo sono, hanno boicottato tutte quante le proposte di tregua che nel corso di questo ultimo anno, probabilmente, insomma, da poco dopo la strage che loro hanno fatto il 7 ottobre, tutte le proposte di tregua le hanno respinte. Loro, non Israele, hai capito? Quelli che Certo. sono definiti i cattivi, gli aggressori, hanno sempre accettato anche proposte di tregua sinceramente anche molto penalizzanti. Guarda, la proposta di tregua di ieri, ma fossi stato io in Israele, come dire, non avrei avuto la forza di accettarla, perché secondo questa proposta Hamas avrebbe dovuto liberare, mi pare, 7 ostaggi di tutti quanti quelli che tengono ancora catturati, la gran parte dei quali temo che siano anche morti, avrebbe dovuto liberare semplicemente 7 ostaggi nel giro, diciamo, di questi mesi, nel corso di questo avvio di tregua. Loro hanno rifiutato anche questa proposta. Probabilmente seguì la mia, perché gli ostaggi, appunto, temo, purtroppo saranno a questo punto forse tutti quanti morti o quasi tutti, ma insomma questo la dice lunghissima su che cosa sono questi criminali di Hamas, che tengono in pugno le popolazioni, le povere popolazioni palestinesi, e naturalmente, diciamo, Israele dall'altra parte fa quello che deve fare, che non può che fare, perché se è a rischio la sua sopravvivenza non può che cercare, diciamo, intanto di liberare gli ostaggi, che è il problema fondamentale che loro hanno anche in casa, perché in Israele, questa è un'altra narrazione totalmente farlocca che si fa. È vero che ci sono le manifestazioni anche contro Netanyahu, perché peraltro Israele è l'unico paese libero e democratico. Certo. E non è un dettaglio. Non è un dettaglio, ma queste manifestazioni sono fatte innanzitutto perché il popolo di Israele vuole la liberazione degli ostaggi, quindi vuole continuare l'attacco ad Hamas. Dopodiché in tutto questo invece la narrazione è tutta di altro segno. E questo senza venire, ma qui mi fermo poi, e questo senza venire al tema che è sottostante a tutto questo, perché noi ora stiamo parlando appunto della tregua, di quello che è successo dopo il 7 ottobre, ma quello che sta venendo fuori diffusissimamente, è un sentimento antisemita che a me fa accapponare la pelle, sinceramente, e che non riguarda lo scenario, diciamo, attuale del Medio Oriente, ma è qualcosa che tocca tasti assai più profondi. Questa è la verità.
Certo, infatti non a caso, a proposito del tema sottostante, il tuo editoriale che diciamo ha presentato questa vostra campagna giornalistica, non propagandistica, perché come dire, non si scade in un fanatismo al contrario, ecco. Però tu, Figuriamoci. esatto, però tu scrivevi, dopo il 7 ottobre Israele si è trovato al centro di una narrazione ribaltata, in cui da vittima è tornato a essere accusato. Una campagna che diventa sempre più visibile, organizzata e feroce, che ha solo un nome: antisemitismo. Ma come dire, se questo è il punto, io mi chiedo com'è stato possibile dopo la storia del Novecento, e cosa possiamo fare in proposito. Questa è una domandona, caro Giovanni. Guarda, se posso prenderla proprio alla lontana, perché appunto ragionando tra di noi, tra persone come dire, civili, informati e che hanno voglia di discutere, io penso che all'origine l'antisemitismo che affonda nei secoli, nei millenni, riguarda il fatto che a un certo punto gli ebrei, che sono sempre stati perseguitati, si sono, come dire, allenati in questa persecuzione, il termine è un po' rozzo, ad essere bravi, ad essere capaci, ad essere anche più bravi degli altri. Se tu solo pensi a quello che hanno fatto in questo deserto che si chiama Israele, da quando ci sono arrivati e l'hanno fatta diventare una delle nazioni più tecnologicamente più avanzate, più innovative che ci sono sulla terra, tu hai l'idea di quanta sia la forza, di cosa sia la forza di questo popolo perseguitato, che nella persecuzione ha allevato le proprie capacità, le proprie grandissime capacità. Questo non piace, questo dà fastidio. D'altro canto, perché nei secoli si è sempre detto gli ebrei, quelli che fanno i soldi, quelli che fanno gli strozzini, no, insomma è una narrazione che perseguita gli ebrei da secoli e secoli. E l'altra faccia poi di questo è che tu sai, naturalmente, non so se lo sanno i nostri ascoltatori, che la grande parte dei premi Nobel i premi Nobel sono dati in maggioranza a persone ebree, che vuol dire, non voglio fare come dire il razzista alla rovescia, no? Il che vuol dire sinceramente che appunto questo popolo perseguitato eccetera deve avere una forza dentro e deve avere delle qualità medie indubbie, e questo non piace, questa è la verità. Perché noi tutti, ma noi tutti, diciamo, metto anche me, non appena diciamo possiamo manifestare, che ti devo dire, sentimenti di invidia o di risentimento nei confronti di quelli che sono più bravi di noi, tendiamo a farlo. Questa è un po' una componente dell'animo umano che ci dobbiamo confessare, diciamo la verità, che poi dobbiamo superare razionalmente, naturalmente, perché dobbiamo poi andare alla domanda di fondo, e qui torniamo non all'oggi ma all'ieri, cioè al dopoguerra, al dopo Shoah. Se a un certo punto nel 47-48 le Nazioni Unite hanno deciso di dare un territorio agli ebrei, decidendo che lì ci fossero due stati, perché all'epoca questo si decide, cioè quello di Israele e quello della Palestina, e Israele lo Stato l'ha fatto, l'ha costruito ed è diventato un modello straordinario di civiltà, mentre i palestinesi non l'hanno fatto, che questo è accaduto nel 47-48 perdendosi diciamo nelle proprie risse tribali, dobbiamo trarre delle conclusioni, se questo è quello che è avvenuto e questo è quello che è successo. Allora, noi che siamo la parte di umanità che queste cose cerca di capirle, di studiarle, di leggerle, eccetera, abbiamo un debito nei confronti degli ebrei che abbiamo perseguitato nei millenni, a cui dobbiamo dare risposta. Questa è la questione di fondo, direi. Certo, tra l'altro... Scusami se l'ho presa alla lontana, però il tema merita, diciamo. No, ma anche la mia domanda era chiaramente alla lontana, quindi ogni tanto è anche giusto prendere le cose alla lontana dal mio punto di vista. Soprattutto mi permetto di dire, noi italiani su questo dobbiamo avere la guardia doppiamente alta, visto, come dire, quello che era lo schema delle alleanze della seconda guerra mondiale, via. Non c'è dubbio.
Tornando invece all'oggi, c'è a vostro giudizio, ne scrivete anche oggi mi pare, un ribaltamento anche su un tema specifico però molto importante, la questione dell'afflusso degli aiuti umanitari e alimentari. Beh, di questo è clamoroso. E Guarda, tu hai quello che sta titolato succedendo. Ad affamare Gaza sono i mafiosi di Hamas. Ci vuoi spiegare questo ribaltamento su un tema però dirimente, perché poi diventa tragedia quotidiana? Allora, la cosa è semplice, guarda, peraltro stamattina per esempio c'è un video che circola su X, su Twitter, insomma, dell'esercito israeliano che spiega passo dopo passo come funziona questa storia degli aiuti. A un certo punto Israele gli aiuti alle popolazioni di Gaza li mandava, ma questi aiuti venivano scientificamente requisiti da Hamas e Hamas vendeva a caro prezzo gli aiuti che arrivavano, il cibo che arrivava lo vendeva a caro prezzo agli abitanti di Gaza. A un certo punto, diciamo, Israele ha deciso di interrompere questo meccanismo, perché questo meccanismo non aiutava i palestinesi e naturalmente non faceva altro che arricchire e come dire, dare questo potere di ricatto ad Hamas. Per questo appunto noi, come dire, sono un tipico meccanismo mafioso, no? Quello che ha messo in moto Hamas. Allora hanno deciso di interrompere questo flusso, però attenzione, perché insieme agli Stati Uniti d'America Israele ha deciso, mettendo su una fondazione, la Gaza Humanitarian Foundation, per fare arrivare gli aiuti ai palestinesi senza farli passare da Hamas. E questo sta succedendo. Naturalmente tu sai chi ha protestato? Ha protestato l'ONU, cioè hanno protestato le Nazioni Unite, cioè hanno protestato quelle organizzazioni, quelle agenzie internazionali che io non voglio dire, insomma, non voglio spingermi troppo oltre, ma che sono obiettivamente e a volte soggettivamente amiche dei terroristi. Basta vedere quello che dice la signora Francesca Albanese, che è un'italiana che sta all'ONU con posizioni di responsabilità e che ancora l'altro ieri in una trasmissione televisiva si è rifiutata di definire Hamas come un'organizzazione terroristica. Ecco, ora questi aiuti arrivano attraverso questo canale, arrivano direttamente ai palestinesi, i quali peraltro, basta vedere sempre dei video che circolano, gioiscono per questo. Ieri circolava un video con i palestinesi che dicevano viva gli Stati Uniti d'America che ci fanno arrivare da mangiare. Chiaro? Questa è la verità. Purtroppo si nasconde. Fammi dire un'ultima cosa su questo, perché noi ieri abbiamo fatto un pezzo di apertura del giornale di Rudy Belcastro molto, molto informato su questo tema, meglio l'altro ieri. Ieri che cosa è successo? Che la stampa quotidiano di Torino, terzo quotidiano nazionale, ha messo giù un articolo con uno pseudonimo, cioè senza una firma vera, che contestava, diciamo, tutta quanta questa ricostruzione, facendo tutte quante la ricostruzione ideologica della vicenda di Gaza, eccetera, senza contestare niente nel merito, ma appunto il tutto con un articolo anonimo, il che ti dà l'idea di come i media sono oramai conculcati dall'informazione e dalla propaganda di Hamas. Cioè la propaganda che arriva è quella di Hamas, che poi rimanda ad una considerazione molto critica nei confronti di Israele, perché attenzione, io penso che Israele sbaglia moltissimo. In questo campo, per esempio? No, sbaglia a non fare la comunicazione che dovrebbe fare, cioè non lavora bene sulla comunicazione Israele. E questo perché anche questo ci rimanda a quei temi di fondo di cui parlavamo, perché una popolazione che è sempre stata angariata, perseguitata, eccetera, fondamentalmente, questo è un problema serio, non ha fiducia nell'altro, ha perso fiducia nell'altro da sé. E per questo allora non pensa che comunicando la verità delle cose può passare. Questa è una cosa molto brutta che io cerco di dire sempre ai miei amici israeliani, perché invece loro devono capire che comunicando le cose e anche aprendosi al dialogo ci sarà tanta gente che queste cose semplici che ci stiamo dicendo può capirle.
Certo, rimane, devo dire, molto straniante da banale giornalista quando, e cosa che avviene ogni giorno, viene riportato secondo l'ufficio stampa di Hamas. A me sembra come se nel Sì, 44 avessimo detto secondo l'ufficio stampa delle SS, cioè, attenzione, ma non l'ufficio stampa, secondo il Ministero della Salute di certo, Hamas. Ma che cos'è il Ministero della Salute? Cioè non esiste. Non esiste perché non esiste lo Stato, diciamo, di Hamas, e quindi non esiste il Ministero della Salute, ma per esempio il Ministero della Salute, qui tocchiamo un tema delicatissimo, delicatissimo, su cui bisogna andarci naturalmente sempre con i piedi di piombo, diffonde per esempio i numeri dei morti, delle vittime, sì. naturalmente insistendo 1000 volte sui bambini morti, eccetera, eccetera, che naturalmente sono numeri che come dire, mai certificati, mai censiti da nessuno, e sono numeri che tutti quanti si bevono, pure i nostri governanti, pure i nostri cazzi di ministri, caro il mio Giovanni, che ieri l'ultima volta sono andati in Parlamento, migliaia e migliaia di morti, e insomma il tutto facendo un'operazione francamente demagogica, e questo riguarda tutti, governo, opposizione. Lo spettacolo del Parlamento dell'altro giorno è stato sinceramente penoso da questo punto di vista, perché non c'è nessuno che è capace di alzarsi e dire un brandello di verità, tutti dietro alle verità che diffonde Hamas. Questa è la sostanza delle cose. Sì, e tra l'altro c'è anche su questo tema, credo, un problema a monte. Non so se tu ti ricordi un video, credo, di Haniyeh, ex capo politico di Hamas, poi ucciso da una bomba israeliana a Teheran, tra l'altro, no? Nel cuore della piovra islamista. C'era un video dove, ma non è anche Sinvardis e cose analoghe, lui teorizzava tranquillamente, diceva proprio virgolettato: ci serve il sangue dei bambini palestinesi. Cioè, chi è il vero carnefice dei civili palestinesi? Questa domanda a monte, no? Bisognerà porsela prima o poi. Ma non c'è alcun dubbio che sia Hamas, diciamo, responsabile. D'altro canto, anche se torniamo così un po' all'inizio a proposito di tregue, se i terroristi di Hamas rilasciassero domani gli ostaggi che hanno, vivi o morti che siano, la guerra finirebbe. Se non lo fanno, evidentemente perché appunto se ne fottono totalmente dei palestinesi e dei bambini palestinesi, perché hanno in mente solamente i loro obiettivi di fondo. Poi andiamo anche qui un po' alla sostanza. Chi finanzia Hamas? Così come chi finanzia gli altri gruppi terroristici che ce l'hanno a morte con Israele? Sono le nazioni confinanti di Israele. Sono per esempio, bisognerebbe approfondire molto il Qatar come centro, diciamo, di finanziamento di Hamas, oltre a esserci gli altri stati a partire dall'Iran che finanziano Hezbollah, eccetera, eccetera. Perché? Perché l'obiettivo di tutti quanti, di quasi tutti, diciamo non proprio di tutti, di quasi tutti i paesi arabi che stanno in quell'area è quella di fare in modo che Israele non esista, come dicono loro, dal fiume al mare, insomma da un posto all'altro, l'importante, fino al mare, l'importante è che non ci sia Israele. Allora fammi dire una cosa adesso, anche se voi con quel tanto di esperienza o finanche di cinismo politico, bene, io voglio prendere in considerazione l'ipotesi che loro fanno, no? Che i vari gruppi terroristi fanno. Israele non deve esistere. Perfetto, che ne facciamo? No, non chiedo a te, lo chiedo ai governanti occidentali, statunitensi, a tutti quanti. Avanti, lo chiedo ai parlamentari e ai governanti italiani. Ok, prendiamo in esame la possibilità che Israele non esista. Allora che cosa fanno i nostri ipocriti governanti dell'Occidente? Dicono no, ma per amor di Dio, questo è sbagliato. Bisogna fare 2 stati e 2 popoli. Ma questa idea di avere oggi, dopo quello che sta succedendo, 2 stati e 2 popoli, idea che peraltro è presa in considerazione e accettata da Israele, mentre non è accettata dai palestinesi, ma naturalmente è un'ipotesi quantomeno irrealistica allo stato delle cose. Ancora un'ultima aggiunta, lo so, sto parlando molto, caro Giovanni, però questa cosa, guarda, mi prende, è nello spirito di questo spazio. Mi prende molto al cuore, perché Lo so. veramente è una causa
che sto sposando in maniera molto, molto forte. Peraltro, naturalmente, dentro il mondo dei palestinesi ci sono quelli, i signori dell'autorità nazionale palestinese e con il suo comandante in capo, che poi non conta niente, come si chiama? Abu Mazen, sì. Abu Mazen, scusami, il quale non più tardi di qualche giorno fa ha detto cose fortissime, feroci contro Hamas, ma naturalmente non è in grado di fare niente, perché l'autorità nazionale palestinese non conta niente, mentre invece lì conta Hamas. Quindi anche le anime belle che dicono facciamo 2 popoli, 2 stati, ok, lo Stato con chi lo fai? Lo fanno i terroristi di Hamas, facciamo in modo che Hamas diventi uno Stato, bene, fantastico, procediamo, cioè facciamo una nuova nazione, un nuovo Stato con quelli che hanno fatto il massacro del 7 ottobre, insomma. E questo, guarda, questo discorso, ripeto, è rivolto ai nostri governanti, a quel Parlamento italiano e a tutti quelli che si sciacquano la bocca sul tema senza sapere di che parlano, compreso questo, non ho termini per definirlo, compreso questo presidente della regione Puglia, tal Michele Emiliano, che ieri ha deciso che le aziende pugliesi non possono commerciare con gli israeliani perché gli israeliani sono responsabili del genocidio dei bambini e così via. Pensa un po' a quale abisso di miseria morale siamo arrivati, che un presidente appunto della regione Puglia, pur di ingraziarsi il favore dell'opinione pubblica, che oramai è come cloroformizzata, perché se io scendo al bar, è il primo che incontro mi dirà sti disgraziati, sti fedenti israeliani, sti bambini morti, e va a ristabilire la verità. Poi per questo poi c'hai anche questo mitologico presidente della regione Puglia che spara queste cazzate, diciamo, veramente vergognose. Sì, a proposito di abissi, tu prima hai citato lo slogan, diciamo, tecnicamente nazista, nel senso che invita alla rimozione dello Stato degli ebrei dal fiume al mare, no? Uno dei drammi della nostra contemporaneità è che questo slogan ha risuonato e risuona nei templi per eccellenza, in teoria, no, del sapere occidentale, cioè nelle università di Harvard, di Yale, nelle top università americane e occidentali, risuona questo grido. Come diavolo è stato possibile? Ma è stato possibile perché l'Occidente si è crogiolato in questa logica woke, diciamo, adesso definiamola in questa logica, in questa filosofia, in questa mitologia del politicamente corretto, che ha portato, diciamo, alla comprensione di tutte quante le cause presunte, di tutte quante le presunte cause giuste che si sviluppano nel mondo, e alla fine, diciamo, invece a contestare, a non tener conto dell'unica causa giusta che l'Occidente è stato costretto a sposare nel giorno in cui tutti hanno visto che cosa c'era Auschwitz, perché l'Occidente non avrebbe avuto nessuna voglia di affrontare la questione ebraica. E poi naturalmente una volta che sono stati scoperti i campi di concentramento e quando si è capito che i nazisti stavano facendo la Shoah, a quel punto l'Occidente si è passato una mano per la coscienza e quindi ha dato il via alla creazione dello Stato di Israele. Ma l'Occidente non ha mai fatto fino in fondo i conti con il suo antisemitismo un po' strutturale, antico, atavico, diciamo. E questo viene fuori anche appunto quando questo si sposa poi con la cultura woke del politicamente corretto, succede quello che succede nelle università americane, dove ci sono poi, perché questa è la cosa veramente più tremenda, dove ci sono figli di papà che vanno ad Harvard spendendo un sacco di soldi, che si sciacquano l'anima facendo appunto fanno gli eroi a buon mercato, stringendo, diciamo, affidandosi alla causa dei palestinesi o di tutti quanti gli sfruttati del mondo, ma sono appunto semplicemente modi per sciacquarsi l'anima,
non per prendere delle posizioni che abbiano un minimo di fondatezza. D'altro canto, caro Giovanni, nelle università, e quindi ci metto anche io, ognuno di noi ha le sue responsabilità. D'altro canto, nelle università americane, ma anche italiane, 50 anni fa si faceva la lotta al favore del Vietnam di Ho Chi Minh e anche della Cambogia di Pol Pot. Quindi nelle università molto molto spesso le cazzate fioriscono, diciamo, le posizioni politiche estremistiche, e magari animate anche inizialmente da un tasso di idealismo, fioriscono. Poi si scopre sempre che gli idealismi molto spesso hanno a che fare concretamente invece con negazioni di libertà e così via. Certo, sì, mi chiedo se la chiave per spiegare questa tua malattia sia una cosa che un grande filosofo conservatore britannico, Roger Scruton, chiamava oicofobia, no? Cioè l'odio e la paura per la propria tradizione culturale, per la propria casa. E mi viene da dire, forse noi rimproveriamo all'ebreo di essere un occidentale al quadrato in un certo senso, cioè di incarnare il nostro mondo in quel calderone lì. È una sorta di autocolpevolizzazione? Esattamente, questa è una interpretazione che io trovo fondatissima, ma ti ripeto, io la ricavo, cioè, aderisco a questa considerazione che fai, Scruton, proprio vedendo nella vita quotidiana quello che succede. Io scopro, soprattutto in queste settimane, da quando ho avviato questa campagna, io che peraltro, diciamo, non sono ebreo, non ho radici ebraiche in famiglia e così via, semplicemente cerco di studiare, di approfondire le cose, eccetera, ma ho scoperto in queste settimane, in maniera anche inaspettata, che miei amici, finanche qualche mio parente, mi viene a dire: Claudio, ma che cosa stai facendo? Ma che posizioni stai prendendo? Perché l'idea che appunto noi possiamo non fare i conti con questa autocolpevolizzazione è una roba assai profonda che appunto nessuno ha intenzione di fare, anche tra le persone più insospettabili, appunto quelle persone mediamente informate, civili e dialoganti con cui mi trovo ad avere a che fare. È una cosa stupefacente, guarda, che Sì. davvero certe volte non mi fa dormire la notte, perché dico: ma com'è possibile? Ma sono io che sono impazzito a dire queste cose, oppure sono gli altri che sono preda appunto di una narrazione pazzesca che non lascia spazio a qualche brandello di verità? Diciamo che lasciamo la domanda aperta. Per precipitare, diciamo, drasticamente in basso da Scruton al referendum, però un altro vostro titolo, come dire, molto poco eufemistico, è stato il seguente: al referendum vota Hamas, no? Riferito alla piazza, diciamo, pro-Pal convocata dal, chiamiamolo Campolago, non so neanche come chiamarlo, il 7 giugno. In effetti, come stride un po', no, la fusione o la confusione di questi due argomenti, stride. Beh, ma sai, ma ti pareva che proprio il 7 giugno andava convocata la manifestazione per Gaza? Ma avrebbero potuto convocarla la settimana successiva, no? Ci sono i referendum, c'è finanche, è un argomento minore questo, l'argomento per cui il giorno prima di un voto non si fa propaganda, no? Insomma, non si fa. Io questo non lo voglio mettere in campo come l'argomento fondamentale, però sinceramente mi insospettisce un po' il fatto che appunto si fa la manifestazione per Gaza il giorno prima del referendum, e allora là ci sarà una grande mescolanza, bandiere palestinesi, sindacalisti, vedrai quello che succederà, appunto si dirà un po' di tutto: siamo con Gaza e andate a votare domani al referendum. Questo è il messaggio che ci sarà in questa manifestazione, che poi si annuncia come un casino per tanti altri aspetti, perché naturalmente ci sono già i gruppi violenti estremisti che vogliono entrare in azione, e poi c'è anche un aspetto ridicolo di questa manifestazione, che sta nel fatto che il giorno prima altri due signori che si chiamano Renzi e Calenda si sono pure loro sciacquati la coscienza e hanno detto: no, ma noi facciamo la manifestazione del 6
contro l'antisemitismo, e questo va benissimo, figuriamoci, però se ho capito bene vanno pure alla manifestazione del 7. La stessa cosa fanno, toccando appunto le vette del ridicolo, i riformisti del PD, che sono d'accordo sia con la manifestazione del 6 che con quella del 7, e non capisco come fanno ad esserlo, e quindi andranno a tutte e due le manifestazioni. Insomma, questo 7 giugno si annuncia all'insegna del caos più assoluto dal punto di vista dei messaggi che lancerà, ma non c'è dubbio che staranno insieme Hamas e il referendum. È un dato di fatto. E quindi come la conseguenza però è che viene strumentalizzata la tragedia dei bambini palestinesi, su cui loro in teoria no, vorrebbero... Totalmente. Senti, guarda, mi viene da aggiungere una cosa, che ora sembra che non c'entri niente, no? Perché qui stiamo parlando di una tragedia, io faccio riferimento a cose che ho visto un po' nella mia esperienza passata. Quando io ho fatto politica, figurati, certo. per tanti anni, quando nelle manifestazioni, no? Io vedevo ogni tanto che c'erano dei bambini, dei bambini che facevano il corteo, oppure dei bambini che venivano presi in braccio da questo o da quel leader. La cosa mi dava sempre molto fastidio, perché anche in quei casi, stiamo parlando di casi minori, anzi finanche, come dire, gioiosi, diciamo così, però la strumentalizzazione dei bambini è sempre una cosa assai brutta. Figuriamoci poi la strumentalizzazione dei bambini morti, i quali bambini poveracci muoiono in tutte le guerre, perché questa è la verità, perché in tutte le guerre muoiono gli anziani, quelli di mezza età e anche i bambini, perché naturalmente in tutte quante le guerre si dovrebbero perseguire solo obiettivi militari, però purtroppo diciamo la vera bruttura di tutte quante le guerre è che poi in un modo o nell'altro, per errore o per scelta, vengono colpiti anche obiettivi civili. Ecco, allora la strumentalizzazione dei bambini è sempre una cosa che io trovo disdicevole, che trovo poi orribile quando si parla appunto di bambini morti. Non c'è dubbio. So che ci devi lasciare, in chiusura ti faccio solo quest'ultimissima domanda, visto che il tuo editoriale di, come dire, appunto, approccio laico e non fondamentalista al rovescio alla questione, mi dici a tuo giudizio un errore che sta compiendo Israele in questo frangente? Ma guarda, in questo frangente sta commettendo appunto, anzi non in questo frangente, da molto tempo commette un errore di sottovalutazione della comunicazione, perché da dopo il 7 ottobre Israele si è chiusa a riccio, ha deciso la sua strategia, non comprendendo che era necessario cercare di allargare il consenso, che pure dopo il 7 ottobre c'era, perché dopo il 7 ottobre c'è stato un sentimento effettivo di vicinanza a Israele. Poi però Israele, per quelle sindromi di cui parlavamo prima, si è un po' chiuso a riccio, e questo è stato un errore. Ora mi pare, ma forse questo è un po' ottimistico da parte mia dirlo, che anche con l'accettazione di ieri della proposta di tregua proposta da Witkoff per gli Stati Uniti, Israele ha dimostrato di sapere, come dire, in qualche modo anche di sapere far politica, perché ha messo esplicitamente Hamas dalla parte del torto, perché è stata Hamas che ha rifiutato la tregua, anche se la tregua è molto poco conveniente, diciamo, per Israele. Allora Israele, sbaglia in questo, nel non capire che c'è bisogno di tessere una rete di alleanze intorno alla sua causa, che è una causa giusta, ma che deve essere appunto combattuta cercando di aprirsi agli altri. Senz'altro. Io ti ringrazio molto di essere stato con noi. Che cosa? Io ringrazio te e tutti quanti voi, è stata una chiacchierata molto piacevole, spero di non aver invaso troppo i territori, diciamo, della vostra radio, insomma, no, non aver parlato in eccesso. No, siamo predisposti all'invasione in questo caso e ti auguro un buon lavoro. Grazie tanto e buona giornata a te e a tutti voi. A presto. Ciao Giovanni. A presto. Ciao.